Sabato 7 marzo, questo è il quinto incontro di formazione, perché sono incontri di approfondimento questi, che abbiamo organizzato sia come ambiente bene comune che come eco-istituto, come si legge qui davanti, e anche come il finanziamento della Fondazione ICU, perché questi incontri diventeranno video che vanno su YouTube nel canale Amico Albero, e un libro che uscirà nel mese di settembre sarà regalato a 20.000 fra studenti e insegnanti delle scuole medie e superiori. Regalato perché la Fondazione ICU ha un fondo che utilizza per fare educazione e senza nessuno scopo di lucro. Oggi parliamo di ambiente con Marinella Correggia e poi di salute. Dico e poi perché sono due i relatori, le interconnessioni ovviamente sono tantissime, però Marinella si situa soprattutto nel rapporto fra specie umane e specie animali, invece il dottor Cordiano si situa soprattutto sugli effetti sulla salute dell'inquinamento da PFAS, giusto? Siamo anche un po' ti allarmi, e certamente, e quindi la parola a Marinella Correggia. Ecco, grazie. Sì, appunto ho pensato di vedere come si possono declinare le emergenze ambientali e sociali attuali, però partendo dalle relazioni tra esseri umani e animali di altre specie, perché anche noi siamo animali, ma insomma umani. E quindi in questo senso c'è una disciplina che viene definita a seconda dei casi antropozoologia oppure zooantropologia, che appunto riguarda e studia queste relazioni. In passato si parlava di zoofilia oppure di animalismo, adesso si parla di antispecismo, contrapposto all'antropocentrismo, però il clou sono queste relazioni, e anche vedremo con quali tipi di animali, no? Diciamo che l'orientamento, il punto di riferimento è come ridurre la sofferenza anche degli esseri senzienti, no? Perché c'è questa categoria della senzienza. Però al tempo stesso come questo riesce anche a ridurre, questa attenzione alla sofferenza degli animali riesce anche a impattare lo sfruttamento umano, e vedremo poi la categoria dei lavori delle 5P, e sulla distruzione ambientale. Quindi adesso qui il testo è troppo lungo per leggerlo tutto, quindi andremo un po' a spizzichi e bocconi. Tra i focus che vedremo, partiamo però un po' di tassonomia, e quindi distinguiamo tra gli animali da reddito e da lavoro, una cosa un po' collegata, gli animali selvatici e poi gli animali da compagnia o da affezione. Ci sono anche dal punto di vista delle norme a livello italiano e internazionale questi tre gruppi tassonomici, possiamo dire, hanno un trattamento molto molto diverso, tant'è che alcuni anni fa in un saggio che si chiama Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche, delle edizioni Sonda, una psicologa sociale appunto parlava di dittatura della consuetudine, per cui diceva è normale che gli umani trattino in un certo modo cani e gatti, tranne quelli randagi, vabbè, ma quelli che invece sono in casa, e invece lasciano tranquillamente che dai pesci scusate perché qui facciamo così, dai pesci ai maiali alle mucche, ho cliccato, prima andava bene, sì, adesso andrà bene. Ecco, come mai lasciamo che ci sia questo razzismo, questo specismo, no? Tra gli animali privilegiati e quelli che invece sono destinati proprio al consumo totalmente, ecco, compreso il fatto che ci sono 300 milioni di animali allevati che sono ancora allevati nelle gabbie, e sono, ecco, qui c'è una campagna, sono galline, conigli, soprattutto maiali, le scrofe, i pesci nell'acquacoltura e
le oche, e poi ci sono anche le quaglie, che sono tra gli animali allevati in modo peggiore. Quindi su questa base partiamo dal primo gruppo, quello che abbiamo già visto così, perché ho messo solo alcune fotografie, gli animali da reddito a spese degli animali, dell'ambiente e degli stessi umani. Quindi sono gli animali trasformati in cibo negli allevamenti intensivi da carne, ma anche quelli da latte non sono ideali. Maiali, polli, galline ovaiole, i pulcini maschi che vengono rottamati, anche se adesso la norma è un po' cambiata, e in tutto questo sistema della zootecnia intensiva c'è anche l'aspetto dei lavoratori. Ecco perché dicevo lo sfruttamento del lavoro, comunque lavori molto sgradevoli. Si parla soprattutto la zootecnia intensiva, ma in generale anche per gli allevamenti, dei lavori delle 5P. È una categoria sociologica molto interessante che indica i lavori che sono al tempo stesso penalizzati socialmente, poco pagati molto spesso, precari, pericolosi e un attimo che vedo la quinta P. Sono questo tipo di lavori, ecco la quinta P, è pesanti. Immaginiamo gli addetti ai macelli che tutti i giorni devono andare lì e invece di, non lo so, stare a una scrivania o anche lavorare in un campo, no? O, in altre situazioni si trovano a eseguire, sì, ecco i lavoratori in un macello, si trovano a dover ammazzare animali, a volte non riescono neanche tanto, a volte non funziona esattamente come sperano, e cioè in modo rapido non funziona, perché c'è anche una velocità che deve essere mantenuta nel ritmo di lavoro, e questo, secondo appunto anche gli stessi studiosi, fa sì che gli animali soffrano di più e anche i lavoratori, tant'è che c'è un rapido turnover in molti di questi lavori. Ecco, era quello prima. Purtroppo, ecco, dover coordinare le parole con le immagini peggiora tutto, e quindi non so se forse non era tanto il caso. Diciamo alcuni numeri per quanto riguarda gli animali negli allevamenti. Sono 75 miliardi di animali allevati nel mondo sulla terraferma. Uno dice 75 miliardi è tantissimo, però dobbiamo considerare i polli che sono piccoli, no? E per fare un chilo, e quindi 75 miliardi. I pesci infinitamente di più, perché i pesci poi vengono calcolati a tonnellate e non a numeri, no? Quindi non ci sono neanche, non c'è il numero, però se uno calcola che sono 120 milioni le tonnellate di pesci pescati ogni anno, senza considerare l'acquacoltura, deve moltiplicare per un peso molto ridotto. A livello italiano gli animali allevati sono 600 milioni ogni anno. Del resto, come rivela The Meat Market Review, quindi un organismo di categoria, la produzione globale di carne è arrivata a 371 milioni di tonnellate, il peso carcassa, e a questo vanno aggiunti tutti gli altri alimenti di origine animale, la produzione di latte e uova, eccetera. E molto spesso in questi allevamenti, ma ormai si sa, quindi non andiamo tanto nei dettagli, i principi del benessere animale non sono rispettati, quindi l'etologia, no? Perché c'è l'immobilità, la costrizione in piccoli spazi, a volte le gabbie impilate, e torture come le mutilazioni e altro, e poi i trasporti da luoghi anche molto distanti, e infine la macellazione, che proprio è il punto finale. Per quanto riguarda appunto i pesci, come abbiamo detto,
calcolando i pesci pescati e quelli in acquacoltura, che si sta diffondendo moltissimo, sono 200 milioni di tonnellate di pesci pescati ogni anno. Nel mondo? Nel mondo, sì, sempre nel mondo, e per questo, e poi i pesci tra l'altro neanche possono urlare, e quindi uno tira fuori tranquillamente, perché, ecco perché ho fatto questo montaggio sul quadro di Munch, l'urlo del pesce, perché appunto invece i pesci non urlano. E tra l'altro con il prelievo di pesci, il 20% di quello che finisce nelle reti è bycatch. Bycatch significa che sono specie non desiderate, dalle tartarughe agli uccelli marini a appunto tipi di pesci che non vengono mangiati e quindi vengono ributtati in acqua, magari feriti o mutilati. C'è anche la questione del prelievo eccessivo di stock ittici, il fenomeno che si chiama overfishing, cioè pesca superiore alla rigenerazione. Ecco. Abbiamo accennato a questa cosa molto importante, che è la fatica del lavoro, la fatica in senso lato del lavoro nella filiera intensiva zootecnica e ittica, e sono attività ingrate, sanguinose. Mi colpisce che molto spesso cioè queste attività siano compiute da migranti, no? Sia nel settore anche a valle nelle concerie, ma appunto anche nei macelli. Oppure nella pastorizia, anche il lavoro pesante nella pastorizia, almeno dove abito io, in provincia di Rieti, sono spesso albanesi o macedoni. Tengo a ricordare un libro che veramente sarebbe da conoscere, La giungla, di Upton Sinclair, un socialista umanista statunitense che nel 1906 scrisse questo libro sugli orrori umani e animali nei macelli di Chicago, che erano diventati una catena di montaggio ispirata al Fordismo. E anche lì già in quel caso erano lavoratori soprattutto immigrati quindi da fuori gli Stati Uniti. Da un'inchiesta recente sui lavoratori negli allevamenti avicoli, poi peraltro ormai ci sono anche dei video, no, dove ci sono dei servizi internazionali, quasi l'80% di questi lavoratori sono ad alto rischio di sviluppare disturbi muscoloscheletrici, e lo stesso vale per altri settori. Dobbiamo interrompere? No, è che questa sedia rotta non si può usare. E questo dipende anche dal fatto che appunto, come abbiamo detto, si tratta di lavori accelerati, no? Nel ritmo, e quindi questo non giova a nessuno degli esseri implicati, né umani né animali. Questo sistema di allevamenti intensivi che si diffonde sempre di più, ci sono i grattacieli di maiali in Cina, per dire, no? Anche se continua a essere l'Occidente quello che consuma più prodotti animali. Cosa vuol dire grattacieli di maiali? Perché i cinesi, che sono anche sofisticati nella tecnologia, adesso concentrano, però non ti permettono di entrare, anche Report ha provato ma li ha visti solo da fuori, concentrano gli allevamenti in questi grattacieli ipertecnologici, nei quali tutto è abbastanza meccanizzato, e quindi appunto siamo a livello di grattacieli, perché in Cina si prevede un aumento notevole del consumo di carne. Tra un po' finiamo. E appunto questo sistema, questo eccesso di produzione e di consumo fa sì che ci siano molti impatti ormai noti, diremo poi alcuni altri, impatti ambientali molto importanti dal punto di vista climatico, ma non solo. Per esempio ci sono 5 fronti di conflitto per quanto riguarda la concorrenza, possiamo dire, no? La concorrenza tra
il cibo per gli umani, e quindi pensiamo ai cereali e ai vegetali proteici, no? Banalmente appunto il mais e la soia, che sono quelli più usati anche nel settore dell'allevamento. Quindi da un lato il cibo per gli umani e dall'altro il nutrimento per gli allevamenti. E fanno concorrenza, no? Lo usi per uno o per l'altro. Poi un'altra concorrenza è quella che riguarda le foreste. Le foreste molto spesso sono sostituite dai pascoli oppure sono sostituite da produzioni di mangimi che vengono magari dall'altro capo del mondo, e infatti adesso c'è un dibattito in corso su questo. Un'altra concorrenza disdicevole è quella tra appunto cibo per gli umani, cibo per gli animali o invece cibo per i combustibili, no? E sempre più cibo per i motori, possiamo dire, quindi l'etanolo, il biodiesel nelle loro declinazioni, e poi altre produzioni agricole, quindi per esempio le fibre, no? Il cotone e quant'altro, i sostituti verdi della petrolchimica, il tabacco, se no le piantagioni da legname. Quindi per territori anche input limitati o che comunque non devono esagerare perché sennò inquiniamo troppo, ci sono tutte queste possibili concorrenze, no? Questi fronti di conflitto. Il più evidente, di cui si parla da tanto tempo, è quello tra appunto cibo e mangimi o foraggi, perché i foraggi sono appunto erba e invece i mangimi sono a base di cereali e leguminose. Secondo i dati riassunti da Our World in Data, Global Land for Agriculture, a livello mondiale i 3/4 almeno delle terre agricole sono usate per produrre mangimi o per il pascolo. Quasi il 50% dei cereali raccolti su scala planetaria e il 90% della soia sono destinati agli allevamenti. Ecco. E a questo proposito c'è un dibattito in corso che non è stato ancora risolto a livello europeo su un regolamento europeo contro la deforestazione. Allora uno dice: ma come in Europa in realtà non è che si deforesti, no? Magari sì, vengono buttati giù i boschi, però non sono foreste primarie. In realtà l'Europa c'entra appieno con la deforestazione, appunto in Amazzonia soprattutto, perché importiamo grandi quantità o di soia coltivata spesso sostituendo le foreste, oppure di carne, no? Pensiamo a Brasile e Argentina, che appunto sono animali che vengono allevati magari allo stato brado, però ampliando la frontiera, no? Agrozootecnica a scapito delle foreste. E quindi c'è questo regolamento molto importante che si chiama EUDR, European Deforestation Regulation, EUDR, che viene continuamente rimandato, no? Guarda caso si riesce sempre a rimandarlo adesso per un altro anno. Ecco, abbiamo già detto che appunto 300 milioni di animali a livello europeo, nell'Unione Europea, trascorrono gran parte della vita in gabbie. Parliamo di allevamenti intensivi, non parliamo tanto dei piccoli allevamenti domestici che non fanno molto testo. Galline, conigli, le scrofe, pare che le quaglie siano messe anche malissimo, i conigli ugualmente. E quindi c'è una coalizione internazionale che si chiama End the Cage Age, alla quale si può aderire. Hanno raccolto milioni di firme per un'iniziativa di cittadini europei, si chiama proprio così, ICE, End the Cage, fine dell'era delle gabbie, Cage Age, l'era delle gabbie, fine dell'era delle gabbie. E quindi una serie di organizzazioni ha raccolto queste firme, le ha presentate alla Unione Europea, alla Commissione, perché si proceda, ma anche lì ci sono ritardi, quindi c'è stata un'altra manifestazione a Bruxelles proprio per la fine degli allevamenti in gabbia. Questo sistema, tra l'altro, che non è accettabile né dal punto di vista umano, come abbiamo visto, né dal punto di vista animale, né da quello ambientale, è pesantemente sussidiato, e possiamo parlare di sussidi perversi.
L'Unione Europea, c'è un rapporto molto recente, ne abbiamo tra poco, l'Unione Europea a livello di Unione Europea un rapporto recente di Food Rise, un'organizzazione, ha spiegato, ha illustrato come il 77% dei sussidi della PAC sono destinati alla produzione di animali, direttamente, oppure i mangimi che poi servono per gli allevamenti. E quindi la carne bovina e ovina in particolare ha ricevuto sussidi 580 volte superiori a quelli ricevuti dalle leguminose. I latticini hanno ricevuto sussidi PAC 554 volte superiori a quelli destinati alla frutta a guscio e semioleosi, quindi dalle nocciole, mandorle, noci, tutte cose che fanno benissimo, appunto frutta a guscio, o ai semi di girasole anche, no? Che sono i semi di lino, importantissimi, li conosciamo bene, i semi di canapa e tutto quanto. E quindi nonostante appunto gli alimenti di origine animale generino anche emissioni di gas serra importantissime, abbiano un impatto anche sulla qualità dell'aria, pensiamo alla pianura padana, ci sono questi sussidi, tant'è che il quaderno 73 dell'Associazione Ecofilosofica, che è prodotto qui in Veneto, a Treviso, ha spiegato molto chiaramente in un articolo Liberare le risorse anche economiche come lo stesso premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz denunci il fatto che un allevatore europeo statunitense ogni giorno riceve $2 in sussidi per capo di bestiame, un dato che la Banca Mondiale aumenta come quantità. Oltretutto poi c'è il problema degli allevamenti che possono essere causa di pericolose epidemie, pensiamo alla viaria, alla peste suina, e che poi appunto significano altre stragi, perché no? Ecco, si risponde con gli abbattimenti. Forse il Covid, forse. Il Covid ancora lì è tutto un punto di domanda, però sicuramente la viaria, la peste suina e molti altri. E di fatto in questo modo si premiano le esternalità negative, cioè esternalità negativa si dice quando un'attività produce un danno che però non ricade sull'attività ma viene distribuito fuori, no? Uno sta chiuso nella sua macchina, magari molto inquinante, l'esternalità si sparge fuori. Ecco. Vabbè, abbiamo già detto degli allevamenti in Europa, vabbè, qui ci sono tutti i dati ma non abbiamo tempo per... Poi questi dati saranno nel libro, ovviamente. Infatti, abbiamo già detto del regolamento europeo contro la deforestazione, il comparto allevamento produce una serie di sostanze inquinanti, a parte appunto le emissioni di gas serra, anche lì ci sono dei dati, gli allevamenti sono responsabili in Italia di 2/3 delle emissioni nazionali di ammoniaca, e questo ha un impatto in termini di polveri sottili che causa una mortalità non da poco. L'inquinamento da azoto a causa dei fertilizzanti per fare i mangimi e delle deiezioni è un altro problema anche per i corpi idrici. E quello da metano? E da metano, sì, anche. Certo. E sapete che anche le mucche fanno come noi. Certo, e quindi sì, infatti quello fa parte di tutta l'avevo messo da un'altra parte, perché sto cercando di accelerare. Allora, i trend sono appunto nella direzione di un aumento del consumo di carne, anche se a noi non sembra, perché sembra che siano diventati tutti vegetariani, non è proprio così. A livello internazionale non è così. C'è un rapporto recente dell'autunno 2024 di Greenpeace Nordic che riferisce che appunto si sta andando avanti in questa direzione. Ecco qua, gli allevamenti del resto totalizzano il 30% delle emissioni globali di metano, che è un gas serra potente che però rimane poco in atmosfera rispetto invece alla CO2, la quale rimane molto più a lungo, e quindi in questo senso pone altre... Anche in Europa cresce il consumo di carne? No, in Europa no, anzi... No, è fermo o cala? Non so. Dunque, in Europa è abbastanza stazionario, dipende dai paesi, perché paradossalmente paesi come l'Olanda o la Danimarca, che erano grandi produttori e grandi consumatori più di noi,
Adesso hanno una politica, l'ho messo anche in questo, hanno una politica di contenimento, cioè cercano di incoraggiare la riconversione del settore, quindi di ridurre, si sono posti degli obiettivi di riduzione del numero di capi allevati, oltre che di riforma delle modalità di allevamento, ma proprio di riduzione del numero, e propongono anche appunto una sostituzione dal punto di vista proteico con le proteine vegetali, e sono appunto i paesi che nell'immaginario erano quelli più a vocazione carnivora. Ecco, qui, e questo è un bel sogno, no? Tutti questi bei legumi eccetera sparsi per il mondo. La Cina, tu sai, si sta riducendo. La Cina, no, allora la Cina è un caso, ci ho anche cercato di recente, mentre anni fa alla FAO la Cina aveva proprio dichiarato entro il 2025, questo però si parla di anni fa, entro il 2025 vogliamo dimezzare il consumo di carne nel nostro paese. Dopodiché questo non si è più visto e la Cina in realtà sta facendo questi grattacieli. Anche l'allevamento, sì, anche gli allevamenti, quindi con l'importazione poi delle materie prime, soia e quant'altro. E qui avevo scritto, però l'avevo scritto nel 2025, per il 2026 nella sola Cina veniva stimato un consumo di 77 miliardi di chilogrammi di carne all'anno, quindi 55 kg pro capite, sempre meno dell'Occidente. E quindi ecco, siamo a questo punto qua. Andando un po' velocemente perché se no non è, un'altra categoria, e su questo vi prego di aiutarmi, vediamo se riusciamo. Un'altra categoria di animali che mi sta molto a cuore sono gli animali da lavoro. Allora qui adesso ce ne sono di meno, gli asini, i cavalli, i muli sono quasi da compagnia, c'è anche ci sono delle proposte di legge che chiedono che i cavalli, gli equidi, quindi non solo i cavalli, siano equiparati a cani e gatti, che quindi a norma della legge del 1991 sono animali d'affezione e non possono essere macellati, no? Non siamo ancora a questo livello, ma... la legge che hanno approvato l'altro giorno. No, la stanno proponendo, non è scritto, sì, non è approvata. È una proposta di legge. Perché ho visto la solita, come si chiama? Quella l'animalista. La Brambilla. La Brambilla che ne ha parlato in televisione, sì, come se fosse già approvata. No, è che è stata calendarizzata, quindi è già meglio rispetto al passato, la prima volta. Però quindi siamo a questo livello, allora uno può dire, vabbè, ma uno specismo anche quello, perché fai la differenza tra i bovini, poveracci, no, i maiali, i polli, e invece i cavalli e gli asini, mettiamo sempre anche gli equidi, quindi cavalli, asini, muli, bardotti, che sono gli ibridi. Però potrebbe essere una apripista, no? Perché animali che finora vengono anche mangiati, no? Può essere una apripista, che poi si estende ad altri. C'è un articolo sul prossimo numero di Gaia che ha scritto lei per extraterrestre, che dice queste cose, però pensavo che nel frattempo l'avessero approvata, invece è ancora solo in discussione. A meno che non mi sia, per causa guerra, che non mi sia sfuggita la cosa degli ultimi 3 o 4 giorni, non credo proprio. Ma non credo. E quindi ecco, parliamo quindi di equidi. Da noi cioè, in predicato diventare animali d'affezione, ma hanno un passato di grande sofferenza. Alle 4. Le hanno viste di tutte, gli equidi, gli animali da lavoro, hanno anche un passato di guerra, no? E ci sono dei libri bellissimi, delle storie bellissime, cioè strazianti, di questi muli e asini e cavalli nella prima guerra mondiale, nelle trincee. E quindi veramente meritano come un risarcimento, direi. Nel sud del mondo sono tuttora molto, molto presenti come questi animali da lavoro, spesso per ragioni proprio di povertà sono trattati malino anche lì. Ci sono delle organizzazioni interessanti che pagano dei veterinari nei paesi poveri perché si occupino degli animali da lavoro, in modo che siano... Animal Equity mi pare si chiama. No, il Brook e Animal Equality è in generale sugli animali. No, è il Brook e
il Donkey Sanctuary, che si occupano specificamente di equidi, soprattutto nel sud del mondo, questi piccoli Sisifo, no? Che condividono le fatiche quotidiane. Si calcola che siano appunto ancora 100, mi sembra 100 milioni, ma adesso 116 milioni tra cavalli e asini nel mondo, importanti appunto per le condizioni di vita, per alleviare anche le fatiche umane, soprattutto delle donne spesso, ma su questo vi chiedo. Ecco, e sono stati molto utili anche nelle guerre recenti, perché poi si vedono sempre gli asinelli, no? Da Gaza agli afghani, alla Siria, quando c'è gente che deve scappare, ci sono sempre questi asinelli, e infatti anche a Gaza c'è un'organizzazione che si occupa di questi poverini. E mi sembra molto giusto questo, perché davvero sono un aiuto per gli umani, e poi sono creature molto sensibili, molto intelligenti, tra l'altro, gli asini. Allora, il punto clou adesso riguarda gli asini, per questo che vi chiedo un aiuto, perché appunto soprattutto in Africa, ma anche in parte in America Latina, in parte in Asia, gli asini sono così importanti. Che cosa sta succedendo? Che molti asini vengono ammazzati, contrabbandati, ammazzati, macellati malamente, rubati ai proprietari in Africa. Per quale scopo? Uno dice per mangiare la carne. No, perché a loro servono come animali da lavoro, non per la carne. No, per la loro pelle. Allora uno dice che senso ha la pelle? Perché c'è questa gelatina che si chiama Ejao, che la medicina cinese, la farmacopea cinese, ritiene utile come cosmetico, come rinvigorente, come integratore alimentare. È una follia, perché appunto non è come l'artemisia storica. No, c'è molta parte della medicina cinese importantissima. L'artemisia, che serve anche contro la malaria, l'hanno scoperta i cinesi moltissimi, millenni fa. Ma in questo caso l'Ejao era una specie di chicca per gli imperatori, che adesso è diventato un consumo di massa. Risultato, i cinesi, visto che poi gli asini si riproducono, ci mettono molto tempo a riprodursi, non è che si riproducono come dei topini, no? Allora i cinesi non ne hanno abbastanza, e quindi, in virtù di rapporti che avevano con l'Africa, hanno cominciato a importare massicciamente queste pelli ottenute molto malamente da questi asini africani. Tra l'altro l'Africa non vuole, ormai la maggior parte dei paesi africani, compreso l'Unione Africana, hanno decretato il bando all'uccisione degli asini e al contrabbando della pelle, però avviene lo stesso perché è in condizioni di povertà. Allora mi sono fissata con questa cosa qui. Se qualcuno conosce degli esponenti della medicina cinese in Italia, sarebbe interessante capire che cosa ne pensano, perché di fatto l'Ejao, questa gelatina, non è un salvavita assolutamente, è più tipo un integratore, una cosa così. Quindi secondo me sarebbe molto importante coinvolgere gli operatori della medicina cinese e gli stessi consumatori, insomma farli un po' vergognare i consumatori dell'Ejao. Come si scrive questo Ejao? Si scrive E-I lunga A-O, Ejao, non so come si pronuncia. 4 lettere. Okay. Quindi ecco, se qualcuno di voi dopo magari mi dite cosa ne pensate, ho provato anche con altri. Arriviamo al gruppo successivo, quindi abbiamo affrontato gli animali da reddito, cioè da affettare, poi vedremo gli animali da affezione, mi piace questa differenza qua, e poi gli animali da lavoro. C'è anche tutto il capitolo degli animali da sperimentazione per la ricerca medica, però è troppo difficile, anche se insomma ce ne sarebbe da dire. Per fortuna sembra che gli animali da pelliccia conoscano una riduzione nella quantità, perché veramente non si poteva reggere questa cosa qui, e così anche gli animali nei circhi, insomma c'è un'alternativa. Allora, il secondo gruppo non sono animali da reddito, anche se a volte lo dimenticano, sono i selvatici. E allora lì il detto attribuito a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ha un bellissimo indovinello anche sugli asini.
delle tante fatiche saranno puniti con botte, poco cibo e cose del genere. Comunque si trova online questo detto di Leonardo, che era molto, no, era vegetariano, animalista. Invece sui selvatici Leonardo giocava sull'equivoco e quindi il detto è: salvatico è colui che si salva. È molto bello, però lui intendeva un rifiuto dell'immansimento da parte degli umani, no? Che se uno è più indipendente, eccetera, si salva, perché in realtà i selvatici non è che si salvino tanto. Da un lato si ammira la loro libertà, però dall'altro c'è un'estinzione delle specie, e anche per quanto riguarda i singoli selvatici, molto spesso, adesso da un po' di tempo è iniziata come si può dire, è iniziato un filone di pensiero che per ora è fermo sul lato della ricerca, così, però potrebbe avere degli sviluppi concreti, in parte li ha già, sulla sofferenza dei selvatici, wild animals suffering. Perché appunto spesso si pensa a livello anche internazionale di ONU eccetera ai selvatici come specie, no? Non guardi l'individuo, mentre magari negli allevamenti ci sono le associazioni ambientaliste, no? Che guardano il singolo individuo, non... I selvatici, l'importante è che non siano nella lista rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, perché lì sono quelli a rischio, no? In pericolo, a rischio, minacciati, seriamente minacciati, eccetera. E invece si sta cominciando a riflettere anche sul singolo selvatico. Questo significa anche che, appunto, per fortuna ci sono i centri, i CRAS, per cui se trovi un uccelletto selvatico ferito, ma anche un riccio, ma anche un istrice, lo puoi portare e lo soccorrono e poi lo rimettono in libertà. Ho delle scene incredibili di incontri con questi animaletti. Fare attenzione anche, c'è la stagione dei rospi, quindi ci sono quelli che vanno a soccorrere, a evitare che i rospi si schiaccino sotto i veicoli, poi ci sono i feriti da caccia, c'è la sete. Non so se avete visto, cos'era il 2023, quell'anno di particolare siccità, quanti rondoni morivano perché i rondoncini non riuscivano, cioè avevano troppo caldo, cascavano, quindi ecco, diciamo che gli animali selvatici fanno una vita ardua. Questo non significa che dobbiamo metterli, no, imprigionarli ma avere questa attenzione ai singoli. Gli incendi, pensiamo agli incendi, quanti animali, a volte anche gli uccelli non riescono a sfuggire agli incendi, ma i bradipi, che sono un altro animale molto simpatico, non sono da noi, ma sono molto lenti, loro che vivono praticamente sugli alberi e non ce la fanno a salvarsi negli incendi. Ecco qui uno dei nessi, no, tra il rispetto dell'ambiente, invece la distruzione dell'ambiente, e quello che succede poi agli animali, che sono il focus di questo nostro incontro. Norma di legge, la legge 157 del 1992 recita che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, e per questo anche se troviamo un uccelletto ferito non possiamo portarcelo in casa e metterlo in gabbia, dobbiamo conferirlo a questi centri. E poi c'è appunto la questione dell'estinzione delle specie, perché le conferenze biennali del sistema ONU sulla biodiversità si susseguono, però spesso posticipano gli impegni agli appuntamenti successivi. È successo anche nelle ultime, le chiamano COP, però non sono quelle del clima, sono altri, e qui c'è tutta un'interferenza tra il modello di agricoltura che viene portato avanti, no? Perché desertifica anche le specie di fauna selvatica, no? Pensiamo appunto ai pesticidi, già dal libro di Rachel Carson, Primavera silenziosa, adesso il DDT non sarebbe più usato, ma ce ne sono altri, e poi anche l'eccesso di macchinari agricoli che fanno strage di piccoli animali a terra, quindi ci sono tutti questi aspetti. In particolare per quanto riguarda l'Italia è uscito da poco l'ultimo
indice degli uccelli selvatici legati all'agricoltura, Farmland Bird Index della LIPU. E qui i dati sono molto negativi, perché secondo i dati del 2025 c'è una riduzione delle popolazioni del 33%, quindi meno 33% a livello nazionale per le popolazioni di uccelli, con punte di meno 50% nelle pianure alluvionali dove l'agricoltura è più intensiva. Stanno appunto sparendo il torcicollo, che è un uccelletto, il calandro, il saltimpalo, ma anche l'allodola, la verla piccola, la passera martugia, la passera d'Italia. E questo ambiente agricolo appunto è un ambiente dove le pressioni sulle specie sia più rare sia in tempo comuni. In alcune zone non si vedono più i passeri, che pure erano così diffusi, anche qui, ecco, quindi sia le specie più particolari che quelle diffuse, quasi banali, no, stanno morendo semplicemente perché se tu mangi un insetto avvelenato ecco, poi per non parlare di tutta la parte degli impollinatori che sono ad alto rischio, quindi è a rischio tutta la produzione agricola. E il nuovo regolamento europeo, la famosa Restoration Law per il ripristino della natura, sul quale dovremmo proprio lavorare abbondantemente, si propone anche di invertire questa tendenza al declino degli uccelli negli ambienti agricoli. Ci sono delle norme precise, però anche all'estero il problema è grande. Qui cito solo un caso. No, poi dobbiamo parlare un attimo della caccia, ma quanto abbiamo poco tempo? Poco tempo. Allora, cito solo questo caso. Nel Corno d'Africa, dove c'è un problema di siccità, che a volte poi viene sostituito da inondazioni, ma insomma c'è un problema di siccità, c'è un uccelletto che si chiama Chelea, molto piccolo, che si nutriva di semi da erbe selvatiche. Con la siccità questi semi si sono ridotti e il Chelea si è ridotto a fare la concorrenza agli umani poveri, quindi un povero uccelletto che fa la concorrenza agli umani poveri, e ci rimettono tutti, perché poi viene usato non il glifosate, il Fentium per uccidere questi animali. E lì, appunto, a proposito di interventi che sarebbero positivi per gli animali selvatici e anche per gli umani, si stanno provando dei repellenti naturali che appunto non uccidono questi uccelletti negli altri. Così come per quanto riguarda i cinghiali, da tanto tempo c'è un istituto internazionale che si chiama Bostiber, si sta cercando di insistere sulla possibilità di una sterilizzazione con degli appositi, quindi l'immunocontracezione, sterilizzazione con i mangimi, oltre al fatto che la caccia deve essere fatta in un altro modo, se no li fa aumentare il numero di cinghiali, oltre al fatto che se lasci i rifiuti in giro oppure se coltivi mais dappertutto, i cinghiali ovviamente hanno più cibo e si riproducono di più. Però anche questo contenimento delle popolazioni è interessante, riguarda poi anche la nutria e altri animali, quindi è una pista di ricerca, lo chiamano proprio Non-Violent Fertility Control, controllo della fertilità in modo non violento. C'è questo istituto internazionale, se qualcuno è interessato vi do il riferimento così. Ecco, allora, quindi per sintetizzare, i 5 cavalieri dell'Apocalisse, lo so che erano 4, però in questo caso sono 5, che minacciano la biodiversità, sono ha cambiato la Bibbia, insomma. Comunque cavalli, Vabbè, dai, te lo permettiamo questa volta. Ecco, perché non abbiamo tempo per dirli tutti. Sono i cambiamenti climatici, l'inquinamento, quello l'abbiamo detto, le invasioni aliene, perché poi ci sono appunto invasioni di altri animali, pensiamo alla cosa del Grand Piu Blu che ha appunto, ma ce ne sono tanti altri. Ormai le invasioni di animali alieni sono importantissime e drammatiche, i cambiamenti nell'uso delle terre e nell'uso dei mari e lo sfruttamento diretto delle specie, per esempio con la caccia. E qui c'è tutto questo impegno per evitare che la legge sulla caccia sia ulteriormente peggiorata. Varie associazioni hanno raccolto 400.000 firme contro il disegno di legge di riforma della caccia, la legge, il decreto legge
L. Malan. Insomma, il commercio di specie selvatiche è un'altra ragione di riduzione della presenza di queste specie, persino i gorillini ancora vengono commerciati. Le invasioni biologiche non abbiamo tempo. Direi, per quanto riguarda le soluzioni possiamo parlarne a parte. Gli animali selvatici in eccesso, tra virgolette, l'abbiamo detto. Allora parliamo dell'ultima categoria, proprio accenni, gli animali da compagnia, che sono da un lato, se uno vede i cani sul passeggino, no, da non molto ho scoperto che c'è tutto un mercato di passeggini per i cani, per i gatti. Poi sono entrato in un supermercato di cibi pet, è una cosa, ci sono le caramelle, i giocattolini, le salsine particolari, cioè è incredibile. Allora, da un lato ci sono questi che sono i privilegiati, dall'altro ci sono poi invece i randagi, cioè sempre cani e gatti però randagi. Poi ci sono gli animali da affezione che vengono tenuti in gabbia, questa è la cosa più assurda, quindi in Italia abbiamo come animali da affezione 61 milioni ormai, di cui 65 però i criceti in gabbia, 65 tra tutti, no? Tutti quindi cani, gatti, però poi ci sono gli uccelli in gabbia, e è veramente pazzesco, i criceti, i rettili, le iguane, cioè le cose più folli. E quindi in questo senso io questi li chiamo i paria, anche se sono considerati animali d'affezione, da compagnia, sono dei paria perché sono tenuti in gabbia. Quindi 65 fra cani, gatti, fra cani, gatti, furetti, conigli, appunto rettili vari, pesci, due per famiglia, pesci, anche moltissimi in questi piccoli. Quindi i mustelidi, quindi i furetti sono mustelidi, per cui devi dargli un sacco di carne. E qui ecco viene il bello, perché c'è chi si è ingegnato a calcolare quanti animali devono essere uccisi per nutrire questi animali. Cani e gatti sono carnivori, no? Allora, da un lato è vero che c'è il rendering, quindi si usano prodotti di scarto, ma sempre più chi può permetterselo usa dei prodotti di un certo appeal per i suoi cani e gatti, quelli privilegiati, no? Non quelli alla catena, che è pure vietata. E quindi c'è un grande consumo di animali, soprattutto piccoli, pollo, tonno, no? Si vede sulle scatolette. E quindi sono stati fatti un po' di calcoli. Messo la tua... Ah sì, questo è. Sì, perché poi c'è qualcuno che ha detto, caspita, però dal punto di vista proprio anche concettuale, un gatto non riuscirebbe mai a mangiare un bovino, in genere in natura, no? È il più grande che mangia il più piccolo. C'è anche un ragionamento sulle emissioni di gas serra collegate appunto al cibo, al cibo animale che va nella ciotola, no? E quindi qui è stato calcolato nel Regno Unito che la produzione di ingredienti utilizzati negli alimenti per i cani e i gatti contribuisca a circa l'1% delle emissioni totali di gas serra. Oltre, insomma, negli Stati Uniti pare che per nutrire tutti gli animali domestici, che sono più ancora che in Italia, si utilizzino 2 miliardi di altri animali. Quindi vabbè, questo è tutto è perché veramente come ci muoviamo sbagliamo a volte, no? E poi interessante anche tutto un ragionamento che è stato fatto sulla questione dei gatti, perché i gatti domestici, che sono più nutriti, quindi più forti dei gatti selvatici o dei gatti randagi, quando predano vanno sul sicuro, e quindi alla fine, anche se non hanno fame, poi un sacco di animaletti ci rimettono. Diversamente, la mia gatta è una killer. Ce ne sono vari. Alcuni gatti hanno desertificato la popolazione di umini leprotti, che non sono tanto piccoli, oppure appena vedono anche una talpa che esce fuori, quindi bisogna fare attenzione. Lì in alcuni paesi dicono: i gatti, se li vuoi, li devi tenere in casa.
perché in Austria, poi in Australia hanno calcolato questo, mi sembra in Polonia ci siano delle regole così. E poi ci sono tante soluzioni, allora c'è la proposta di legge per superare gli allevamenti intensivi, questa è stata proposta da varie organizzazioni, tra cui Greenpeace, l'IPU e altro, c'è lo stop ai sussidi, tutte cose vado a volo, il Plant-Based Treaty, il trattato un inedito trattato lanciato nel 2021 che propone un passaggio a diete più sane, sostenibili e più vegetali. E poi c'è quello che vi ho detto del contenimento non violento degli animali, dei selvatici cosiddetti invadenti, quindi per ridurre anche la sofferenza dei selvatici. E vabbè, sì, anche i piccioni, per esempio, ci sono anche dei mangimi per i piccioni, però è tutto un capitolo che viene negletto. Allora anche tutti i soldi pubblici, no? Poi ci sono i cinghiali che fanno danni, la caccia che poi diventa invasiva e anche pericolosa, ma prova, fai degli esperimenti su questi mangimi particolari, non c'è niente di negativo, prova, vedi se ci può essere un contenimento non violento degli animali cosiddetti in eccesso, che poi sono diventati tali anche a causa dell'importazione, no, dei grandi cinghiali. Però non si fa abbastanza, in qualche città c'è sui piccioni, però poi non viene diffusa, e quindi ecco, queste buone idee che sono non violente, che potrebbero andare bene per gli umani, per gli animali e anche per l'ambiente, meriterebbero molta più attenzione. Scusate, sono stata un po' confusa. Sei stata velocissima perché hai detto il doppio di quello che potevi dire, insomma. Ah sì, perché i cinghiali... Sì, vabbè, non mi importa. Vabbè, tanto... cerca, se riesci, a fare una frase conclusiva, cioè una specie di, come dire, la morale di questa tua relazione. La morale, mi sembra molto difficile, perciò... La morale è che cerchiamo di ridurre le sofferenze nel mondo, e le sofferenze sono quelle animali, quelle umane, animali, vegetali, speriamo che i vegetali non soffrano, non ci sono, vabbè. E quindi le sofferenze partono dalle guerre, ma ci sono tanti modi di fare le guerre. Alla fine c'è anche chi disse che appunto anche i macelli fanno parte della guerra, quindi direi cerchiamo di ridurre le sofferenze il più possibile. Questo si applica appunto anche a questi animali. Quindi non è una morale ecologica, questa è una morale etica, diciamo. È una morale etica che però si traduce anche in ecologia, in risultati ecologici, se è fatta bene. Allora poi ci sono delle devianze, perché alcuni hanno studiato, hanno detto no, ma come facciamo a ridurre le sofferenze dei selvatici? Quelli ci sfuggono perché no, la sete, le ferite, tutto quanto, eliminiamoli perché così non soffrono. Questo ovviamente diventa un po' paradossale, però c'è una scuola di pensiero, soprattutto in Francia, hanno studiato questa cosa qui, per cui si arriva a dei paradossi. Però secondo me direi che non si può disgiungere. C'era stato un dibattito tempo fa, perché c'è poi un'evoluzione, ma tempo fa associazioni ambientaliste rifiutavano il discorso dei singoli animali, si soffermavano sulle specie. No? Allora, togliamo le specie in pericolo, però i singoli animali, tutto sommato, è un'altra faccenda. Secondo me si può fare un discorso ecoetico, antispecista, bisognerebbe collegarle queste cose. Basta, io mi fermerei qua perché il tema è difficilissimo, avete sentito, no? Difficilissimo. Speriamo che nella lettura del libro tutti questi dati che lei ci ha propinato vengano ben specificati, per cui ci restano poi. Almeno ci sono i capitoletti, ci sono i paragrafi. Io non so se Coriano riuscirai a collegarti alle cose dette, mi pare che sarà molto difficile, mi pare. E comunque prendiamolo come un elemento che noi di solito non abbiamo trattato, a salvo la caccia, che è un tema che abbiamo trattato più volte. Tutto il resto, questa distinzione fra animali, selvatici. Ecco, più che altro questa tassonomia, no? Non l'abbiamo mai fatta da affezione, ci siamo sempre un po' barcamenati sulle cose. Affrontare, io ho messo la parola etico perché in realtà c'è chi dice
ma anche la zanzara non dobbiamo ucciderla, no? Cioè, se arriva a questa discussione. Allora C'è è un difficilissima la risposta. Vi ricordate il film Sette anni in Tibet, che i monaci non uccidevano le formiche, stavano molto attenti cioè se arriva a questa cosa, fammi finire un secondo, per dire che il tema non è un tema che noi possiamo cavarcela in 3 minuti, tra l'altro non saremo mai tutti d'accordo, perché abbiamo molte simpatie per certi tipi di animali, antipatie per altri. Perché non mangiamo i cani noi? E i cinesi mangiano i cani? Una volta. Anche adesso. Una città. Una? No, una città solo e in un determinato... Vabbè, mettiamola così. Ma è perché, no, è perché diciamo io sono vegetariano e poi mangi i pesci. Cioè, questa cosa esiste, no? Ma sì, sono vegetariano, però il venerdì il pesce no. Tutta questa cosa vuol dire che sulla questione degli animali, altri animali, la riflessione umana è scarsissima, e noi la apriamo adesso con questa diluvio di dati che ci hai portato, e verranno pubblicati tutti, perché ripeto, questo sarà un capitolo del libro e io me lo leggerò molto attentamente. Ripeto anche che un suo articolo lo pubblico sul prossimo numero di Gaia, che è quello sugli equidi, che è un pezzettino della sua relazione. L'ho beccato da extraterrestre, l'ho messo dentro, l'ho sistemato, credevo che lei dicesse che ci sarà una legge, invece c'è già, invece non è vero, ho sbagliato. A meno che non mi sia sfuggita negli ultimi giorni, mostrata dalla guerra. Però probabilmente mi sbaglio io, ho visto la Brambilla e mi ha confuso il fatto che lei parlasse così come se fosse già fatta, però già lì si comincia a capire che ci sono dei piccoli passi che possono essere fatti, e come diceva lei, che non è detto che o tutto o niente, ma magari per esempio cominciare a non mangiare cavalli potrebbe essere un elemento di attenzione per tante persone, insomma, che dicono che è buona la carne da cavallo, e tu dicevi fermati, perché anche la carne da bambino è buona, però non la mangiamo la carne da bambino. Questo era per buttarla un po' così nel massimo. Grazie Marinella. Grazie a voi.